Si va verso la quarta corsa, prova per femmine di 3 anni, non vincitrici di 4.000 euro in carriera, prova per 11 soggetti al via, 11 puledre, così ancora possiamo considerarle, nonostante la fine dei 3 anni, sono sicuramente cavalle ancora immature. All'1 Giorgina ZS, Francesco Pettinari, 2 Galaxy del Circeo, Salvatore Mattera, 3 Giulia Spritz, Manuel Pistone, 4 Grand Tour Jet, Giuseppe Pistone, 5 Gudia Femar, Edoardo Baccalini, 6 Gaia Griff, Luca Schettino. In seconda fila 7 Goldies, Mauro Guasti, 8 Giulietta Clan, Maurizio Cheli, 9 Gran Bella Fia, Alberto Garruto, 10 Greta Mou, Alessio Di Chiara, 11 Goccia Jet, Sandro Miraglia. Macchina che inizia ad accelerare. Cavalle ben disposte dietro il mezzo meccanico, entra in dirittura. Partite. È veloce dall'esterno Gudia Femar che prova a passare al suo interno Grand Tour Jet che si oppone all'imbocco della prima curva. Grand Tour Jet al comando nei confronti di Gudia Femar, poi Giorgina ZS, mentre ha sbagliato Giulia Spritz, 200 metri iniziali in 14,4 per Grand Tour Numero Jet. 3 Giulia Spritz, squalificato. Che ha preso la testa e ora guida, di fuori Gudia Femar, in corda Giorgina ZS, poi a contatto Galaxy del Circeo che precede Gaia Griff, quindi gli altri, con il passaggio di 400 metri che è avvenuto in uno svelto 29,3. Prova a riprendere in mano ora Giuseppe Pistoni, in salchi alla leader, 600 iniziali in 45,4. E sotto alle tribune, Grand Tour Jet su Giorgina ZS, Gudia Femar di fuori, seconda pariglia per Galaxy del Circeo che anticipa le mosse di Gaia Griff, guadagna di dentro allora Goldies, poi in quarta pariglia c'è Greta Mou che è avanti a Gran Bella. Numero 8 Giulietta Clan, squalificato. Per la categoria 31,6 il secondo quarto di gara, ma comunque si va verso un chilometro più che dignitoso in 1,17,2, con sempre al comando Grand Tour Jet che accelera, guadagna terreno, gli avversari in difficoltà, quelli che sono entrati nello strappo iniziale, viene via con decisione Gaia Griff, retta opposta alle tribune, passata in 15,3, 1,32,5, 3 quarti di miglio, in vantaggio Grand Tour Jet, Gaia Griff che prova ad andarla a prendere, inseguita anche da Greta Mou, queste 3 che si sono staccate all'ingresso della dirittura d'arrivo. Grand Tour Jet in vantaggio nei confronti di Gaia Griff, poi Greta Mou è in vantaggio. Grand Tour Jet si butta di dentro Gaia Griff, ha bisogno del palo Grand Tour Jet, arriva Gaia Griff, si difende Grand Tour, insiste Gaia sul palo, Grand Tour Jet si salva da Gaia Griff, al terzo Greta Mou, 1,16,9 il ragguaglio, 31,3 ad arrivare. Il percorso di testa di Grand Tour Jet e Beppe Pistone, che è anche allenatore della portacolori degli allevamenti Toniatti, una figlia di Twister B e Umbra Sartor, che una volta presa la testa la difesa fin sul traguardo. Un'incollatura su Gaia Griff che fa il secondo. Al terzo finisce Greta Mou, il successo per Grand Tour Jet e lo svizzero Beppe Pistone.